Buon pomeriggio da Rovereto, arranca il partito, si gioca la nona giornata del campionato di A2 Elite, ovviamente girone di andata, grande attesa per il match che vede la formazione di casa, l'assist ai vostri teleschermi, maglia rosso-blu, ospitare una delle due capolista, ovvero sia lo Sporting Altamarca, con un completo verde pastello, schierata alla destra dei vostri teleschermi. Vediamo subito le formazioni che sono scese in campo agli ordini degli arbitri Daniele Conti di Ancona e Antonio D'Addato di Barletta, con cronometrista Andrea D'Aquino di Catania. La formazione dell'Olimpia Rovereto schiera col numero 6 Tiago, 7 Mufakir, 8 Castaldello, 9 Frisenna, 10 Rafinha, 11 Hakimi, 14 Bazzanella, 17 Onzaka, 23 Cristel, 67 Vivian, col numero 12 secondo portiere Spangaro, il numero 13 è il portiere Danilo Veronesi. Lo Sporting Altamarca risponde col numero 4 Milovanovic, 6 Murga, 7 Cerantola, 8 Bon, 11 Veseli, 13 Modesto, 15 il portiere Gabriel Miraglia, 20 Barone, 23 Rosso, 30 Zarantonello, 31 Caregnato, secondo portiere il numero 12 Kovacevic, il mister Beppe Saiani per la formazione di casa e Luigi Pagana per il team dello Sporting Altamarca. Rueda la pelota al Pala Marchetti, buon divertimento anche agli amici che stanno seguendo dalla Marca Trevigiana, con l'Olimpia ad impostare la prima azione. Hakimi ha ricevuto da Tiago, ancora Hakimi che serve per Cristel, che torna oggi a disposizione dopo la settimana d'assenza dovuta a un infortunio che gli ha fatto saltare la partita di Merate. Hakimi ancora Tiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta al sinistro di Hakimi, poi Rafinha che addirittura va contro la porta sulla parata di Miraglia. Rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello. L'Olimpia riparte con Tiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello, ci mette i pugni Miraglia e mette in calcio d'angolo a Caregnato, chiedo scusa, passaggio in avanti, il tentativo da parte di Modesto, tocca la palla a Veronesi. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha trovato lo spazio libero praticamente al primo tiro in porta, passa in vantaggio l'Altamarca. Prova un colpo di tacco per Cristel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Castaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, c'è Baron, tocca lì dietro per Cerantola, la finta, il sinistro e spinge Veronesi. Onzaka prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Cristel, sempre Cristel a puntare, il tentativo di Cristel, per lui c'è il palo esterno, non c'è tocco, cerca spazio, lo controllano in due, ancora Rafinha, poi Bazzanella, si gira Bazzanella, passaggio Tonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Castaldello, il miracolo doppio di Miraglia che dice di no a Castaldello. Vediamo il movimento di Tiago, palla per Hakimi, destro che però un po' troppo telefonato. Kir, di nuovo Tiago in profondità, Onzaka, buon controllo, palla bella sul secondo zona dove c'è Tiago che duella con Cerantola, fallo anche per la formazione dell'Altamarca. Attenzione a Tiago, Miraglia penso anche con il petto è riuscito a deviare, infatti suona la sirena, primo tempo Olimpia che ha provato di più, ma per l'Altamarca il tiro vincente di Modesto finora decide le sorti del match. Rueda di nuovo la pelota qui al Pala Marchetti e buon divertimento anche per la ripresa. Zarantonello che scambia con Cerantola, poi arriva Murga, duello che si rinnova con Rafinha, azione ancora Cerantola contro Hakimi, Cerantola che si accentra al destro, la respinta di Veronesi, buona in profondità, ancora duello Murga Rafinha, buon passaggio di Rafinha, arriva Cristel
Cristel da fondo campo, la palla è deviata, elegante controllo, va via Rafinha, largo Cristel, Hakimi, Miraglia, anche lui, bravi sia il tiratore che il portiere anche in questa occasione. Pallone in avanti, di nuovo Rafinha a recuperare, prova Hakimi, le finte, Hakimi di sinistro, secondo palo di Rafinha che non ha trovato lo spazio. Qualche buco? Hakimi, niente, barriera ancora, di nuovo Hakimi, respinta ancora, terzo tiro, c'è Miraglia. Cerantola contro Castaldello, porta palla a Cerantola, va via Cerantola, bel tiro di Cerantola che si stampa sull'incrocio dei pali. Ancora duello che si rinnova come prima, ancora Cerantola, la palla passa via, contropiede Olimpia, Thiago contro Baron, Thiago fuori. Il Fakir, arriva il duello fra Caregnati, bravissimo intanto Cristel a saltare Baron, va giù Cristel, l'arbitro però dice di no, rilancia in avanti, che poi Cristel sia caduto un metro avanti, intanto Rafinha, la palla che scivila a fil di palo, deviazione in calcio d'angolo. Attenzione al contropiede, ancora Murga che prova, si allunga Veronesi, palla in profondità, Bazzanella il controllo, Bazzanella per Cristel col destro, palla a fil di palo, Cristel ancora in avanti, va Rafinha contro Miraglia, tocco per Thiago anticipato, poi Cristel, gol del pareggio. Tanto attenzione perché Baron ora anticipa Rafinha, il destro pericoloso di Baron che scibila a fil di palo, poi arriva anche Cristel a dar una mano, arriva Gastaldello, Miraglia, anche lui, Yuri Keki dalla parte opposta, intanto la deviazione di Rafinha, poi Cerantola, va via Thiago, bravo Cristel in scivolata, poi ancora Thiago per Bazzanella, poi la palla che era verso Cristel, però arriva lui in anticipo sulla palla, passaggio ancora Cristel che anticipa, Cristel con la puntata, palla fuori, non è deviata, a 0 addirittura. Il tocco per Hakimi in mezzo a Bazzanella, prova Bazzanella e lo mette nell'angolino per il boato del Palamarchetti. Firmato Mirko Bazzanella sul calcio d'angolo e la conclusione a fil di palo, non ci è arrivato nemmeno Miraglia, pubblico che ora è in visibilio. Poi Cerantola, la palla in mezzo, recuperata da Veronesi, prova addirittura Veronesi, la palla esce di poco. Murga, attenzione, palla in mezzo, sfila via il passaggio di Caregnato, Murga di mestiere, ultimi secondi, Miraglia col possesso palla, suena la bossina, fermata la capolista Altamarca a Rovereto, 1-1, le reti fermate da Modesto e Bazzanella praticamente nello stesso angolino della porta. Appuntamento prossima settimana, saremo in Sardegna contro Leonardo Cagliari, poi torneremo prima di Natale per affrontare il Pordenone qui al Palamarchetti, sperando in un bel regalo, ma già oggi un bel risultato è arrivato per l'Olimpia Rovereto, 1-1 con lo Sporting Altamarca. Grazie, buona serata e appuntamento alle prossime partite.